Allora, io direi di agganciare con la Presidente Wanda Pradal dell'Avis. Parlavo di questo progetto importante, salute pubblica negli ambienti di lavoro, ovvero che cosa state promuovendo, cosa state facendo, Presidente, insieme naturalmente anche ad Avis e, come avevo accennato prima, ad altre istituzioni, associazioni di categoria, no profit, terzo settore, eccetera. Sì, allora io valgo 3.0, ovviamente dal nome stesso si capisce che è la terza edizione che stiamo portando avanti appunto col mondo del lavoro, insieme con il nostro partner principale che è appunto l'ATMO, e insieme comunque anche la Confcommercio, la CISL, Villa Maria, Centro di Medicina e altri partner, ma il partner principale nostro è appunto l'ATMO. Negli ambienti di lavoro, perché riteniamo che negli ambienti di lavoro possiamo avere anche più appeal per promuovere appunto la donazione sia del sangue che del midollo, e diventa importante avere all'interno delle nostre aziende, delle aziende commerciali, aziende industriali, eccetera, un buon rapporto anche con i lavoratori e con i datori di lavoro. Ovviamente il progetto Io Valgo 3.0 è partito proprio nella pandemia più grande che è partita questa pandemia, e ci ha trovato ovviamente un po' tutti spiazzati. E trovare all'interno appunto dell'ambiente di lavoro, valutavo un questionario da promuovere appunto ai donatori, scusate, ai lavoratori donatori, anche no, e anche appunto ai datori di lavoro, ci sembrava una cosa importante per capire se la percezione, specialmente in questo periodo di pandemia, fosse un'attenzione molto importante verso i lavoratori. E i questionari, 325 questionari risposti da parte di questi lavoratori, è stata molto interessante capire. In buona sostanza abbiamo compreso che comunque all'interno delle nostre aziende, in particolare quelle più commerciali e quelle da 1 a 50 dipendenti, la percezione di questa pandemia è stata molto attenta sia da parte anche dei datori di lavoro come dei lavoratori, un'attenzione particolare appunto negli ambienti di lavoro, e questo per noi è importante aver potuto contattare queste persone per poter promuovere anche all'interno degli ambienti di lavoro un'attenzione particolare appunto nell'ambiente. E questo ci ha permesso di avere questo questionario, queste indicazioni particolari per poter anche intervenire meglio, per poter parlare anche poi alla fine la nostra missione principale, che è quella appunto della donazione sia di sangue che di midollo. È stata una scommessa in questo periodo particolare, perché poi ci siamo trovati a non poter più fare niente in presenza, dover fare tutto online, e questo ci ha un po' preoccupato. Fra l'altro è un progetto comunque finanziato dalla Regione Veneto nella persona dell'assessore Lanzarin, che in questo progetto ha creduto molto, come in questo momento ci stiamo credendo molto anche noi, perché le risposte che ci vengono date sia dai lavoratori che appunto dalle aziende, dai datori di lavoro, sono molto importanti. Al termine di questo progetto noi adesso stiamo promuovendo anche dei tavoli di lavoro per capire meglio. All'interno di questi tavoli parteciperanno ovviamente i donatori, parteciperà la CIS, parteciperanno i datori di lavoro, parteciperanno un po' le amministrazioni. Partiremo proprio dopodomani col primo tavolo di lavoro che vede Padova e Rovigo insieme, come abbiamo diviso questi tavoli, dividendo anche le nostre province. Al termine di questi tavoli raccoglieremo tutto quello che ci viene dato come indicazione per promuovere insieme ai lavoratori, datori di lavoro e noi, associazioni, un progettino, delle indicazioni e dell'attenzione, perché alla fine di attenzioni si parla, e di stile di lavorare all'interno delle nostre aziende con serietà e con attenzione l'uno verso l'altro. Chiedo a lei, Paola Baiguera, grazie Presidente. C'è stata anche un'attenzione particolare dei lavoratori, si è scoperto, nei confronti della formazione, cioè avere informazioni ma essere formati, che magari non ci si aspettava, no? Per questo è un altro aspetto, e invece è nata è stata percepita come esigenza, quindi la voglia di sapere, di essere messi a conoscenza, no? Sì, credo che in questo anno e mezzo tutti abbiamo imparato quanto possa essere importante una formazione e un'informazione, e lo stile che le associazioni del dono hanno da sempre è quello di informare, perché
Per arrivare a una consapevolezza sul dono bisogna essere certi di quello di cui si parla, sgombrare il campo dalle paure, sgombrare il campo dalle false idee o quei pregiudizi che ci impediscono di donare. Abbiamo percepito che il passo in più veramente che il dono poteva fare, e Avis si è fatta capoprogetto di quest'idea veramente con una marcia in più, è quella di avvicinare il mondo del lavoro, dove la formazione viene fatta. Sappiamo che la normativa sulla sicurezza del lavoro è sempre in fase di aggiornamento, è sempre molto presente e deve esserlo per la sicurezza di tutti. E allora perché non dare un valore aggiunto a questa formazione con una consapevolezza appunto ancora più di ampio respiro, perché un lavoratore sano può essere anche un donatore sano, e quello che diciamo è magari anche solo un donatore di parole, portare a casa queste informazioni ai propri ragazzi. Quindi dove magari una persona che non possa essere il donatore vero, reale, potenziale, effettivo, può diventare un donatore potenziale anche solo delle giuste informazioni. E questo è veramente il valore aggiunto del dono, un passaparola efficace, e trovarlo in un ambito lavorativo di così ampio respiro, tra l'altro a livello regionale, perché la Presidente Pradal diceva è a livello di tutte le province, e il progetto si concluderà con un report a livello regionale, chissà che possa essere anche un piccolo esempio per altri territori. Quindi puntiamo veramente in alto perché il dono non si fermi. Lo abbiamo visto nel 2020, tutto è stato travolto, ovviamente la vita di ciascuno di noi, ma anche il dono è stato veramente travolto. In questo 2022 credo che questo progetto Io Valgo abbia davvero un bel valore di poter dare nuove frontiere, nuove sfide al dono, di poterne parlare in una maniera anche molto più abbordabile da parte di tutti. Non è un argomento di settore. Chiaro. Il dono dovrebbe essere veramente abbracciato da ogni ambito della nostra vita, compreso il lavoro. Noi partiamo da questo. No, ma infatti anche un po' il modo, le persone si sono allontanate dal mondo del lavoro, sono state mandate a casa a lavorare o seguire i figli in DAD, c'è stato il lockdown, insomma c'è stato di tutto. Tanti hanno rivisto la propria storia lavorativa, tant'è vero che molte persone hanno lasciato il mondo del lavoro, hanno cambiato strada, hanno cambiato occupazione, e alcuni hanno fatto di necessità virtù, e hanno avuto una visione anche più distaccata, più oggettiva del proprio ambiente di lavoro. Quindi si parla di benessere, adesso il lavoratore cerca il benessere, non più il luogo di lavoro fine a se stesso, quindi introdurre anche la componente di salute e di benessere in senso lato aiuta a vedere meglio il proprio ambiente. C'è un altro messaggio che è arrivato: in una società civile avanzata come riteniamo la nostra dovrebbe essere un obbligo la donazione, compresa quella degli organi, scrive un nostro telespettatore o telespettatrice. A lei la parola. Ma a noi non piace obbligare nessuno, ci piace rendere consapevoli le persone. Diciamo che se tutti crescessimo in una informazione completa e ci fosse davvero la serenità di arrivare ai 18 anni e fare la classica scelta di 3 percorsi di dono, proprio sangue, organi e midollo osseo, e pensare all'altro, credo che davvero ci potremmo definire una società civile, ma non perché è un obbligo, certo, perché è una scelta che sentiamo noi come donatori. Io parlo come donatrice di sangue, donatore potenziale di midollo osseo, non è un qualcosa che nessuno mi ha imposto, l'ho sentito a scuola, ne ho sentito parlare quando dovevo compiere 18 anni, a 18 anni mi sono iscritta subito ad Avis, ho iniziato a donare, e adesso quando riesco ad andare a donare ne sento proprio la necessità fisica. Chiaro. Ecco, questo credo che sarebbe il bel messaggio da dare oggi come conquista, non perché qualcuno ce lo impone, e abbiamo visto come sia difficile imporre chi che sia, perfino l'uso di una mascherina. Perché imporci sempre qualcosa? Invece avvicinare le persone con le giuste informazioni e invitarli ad informarsi, perché la scelta sia serena, consapevole e duratura nel tempo. Chiaro. Neanche sull'onda di un'emozione, di un progetto, ma Io Valgo duri nel tempo di dire: ah, ecco, devo andare a donare perché faccio un regalo a me. Chiaro. Quindi grazie al suggerimento, ma l'obbligo non è quello a cui puntiamo, una consapevolezza. Presidente, anche la paura a volte subentra, no? La paura perché facciamo riferimento ai giovani, dovuta alla non conoscenza, paura delle conseguenze, come starò dopo, che conseguenze ci saranno, mi farà male, insomma c'è la paura davanti a queste situazioni. È come il discorso del vaccino, il vaccino si blocca dove c'è la paura.
che è motivata da cosa? Da una cultura, da una mancanza di conoscenza, da una diffidenza, da una serie di fattori che però esistono. Certamente adesso la paura, si ha paura di tutto. Si ha paura del vaccino, si ha paura del lago per il prelievo del sangue. Io penso, che mi rifaccio a quello che ha detto Paola, assolutamente non deve essere un obbligo, ma deve essere ognuno deve decidere da solo di diventare donatore, e questo è fondamentale, come deve decidere da solo di fare anche il vaccino in questo momento, che secondo il mio punto di vista è indispensabile per superare questa grandissima crisi che il Covid ci ha portato. La paura esiste in tutti noi ovviamente, ma dobbiamo anche fidarci della scienza, e questo è fondamentale per me. Un donatore consapevole che ha deciso in autonomia di diventare donatore, però con la conoscenza che noi riusciamo a trasmettere loro il motivo per cui serve questo dono, per cui non ci sono dei pericoli, è assolutamente necessario, perché altrimenti avremo dei donatori che, presi dall'onda dell'emozione, fanno la prima donazione e poi spariscono. Abbiamo dei donatori anche come Arno, che comunque io sono molto vicina all'Arno, che nel momento dell'emozione, dell'amico eccetera, si iscrivono, nel momento in cui vengono chiamati si rifiutano. Questo non è un buon donatore, assolutamente. Perciò io ritengo che per essere un buon donatore ci deve essere una convinzione, consapevolezza di quello che si sta facendo, una responsabilità in tutti noi, così avremo anche una società responsabile verso l'altro, ed è questo che come Avis e anche ADMO insieme cerchiamo di far capire alle persone che si avvicinano a questo dono. C'è un altro messaggio, questo riguarda invece l'ADMO: a che età si può donare il midollo e quante volte lo si può fare? ADMO. Grazie. Allora, in famiglia si può donare senza nessun limite. Quando invece parliamo del registro, quindi la parte che seguiamo noi come associazione, una volta sola, quindi i donatori che vengono chiamati dal registro rimangono legati a vita al proprio ricevente, è proprio un match per la vita. Il donatore che dona poi viene sospeso e viene riservato al suo ricevente. L'età dipende appunto, si può donare dai 18 fino ai 55 anni, ma la condizione importante è di essere iscritti nel registro, cioè mettersi a disposizione, contattarci, andare a fare un prelievo di sangue per far leggere il nostro codice genetico e mettersi a disposizione, perché non è in automatico come il sangue, mentre possiamo andare a donare sangue fino ai 60 anni, dobbiamo metterci a disposizione nel registro. Le chiedo 35 o 55? Prima aveva detto 35. Per iscriversi nel registro è 35. Okay, una volta che siamo iscritti e siamo a disposizione, fino ai 55. Perfetto. Purtroppo questo a volte crea un po' di confusione, però fino ai 35 per iscriversi. Perfetto. Siamo giunti al termine. Allora io ringrazio Wanda Pradal, Presidente dell'Avis del Veneto, quindi l'Avis per questa iniziativa, anche questi progetti, anche l'ADMO Veneto, Paola Baiguera, referente, grazie di essere state qui con noi, di averci illustrato in modo così dettagliato, e anche l'importanza di essere attenti anche nei luoghi di lavoro e di cercare la sicurezza a tutto campo, lo diciamo più volte. Grazie, buon lavoro a voi, e a voi cari telespettatori ci rivediamo domani, la puntata la potete rivedere in replica sul nostro sito.